Non vedo l'ora mi avrei 50 sfumature di grigio, ci impariamo con composizione a noi, eh? Vieni. È oltre questa porta. Che cosa? La mia stanza dei giochi. Parli dell'Xbox, eccetera. Dai, Mr. Grey, faccio vedere il joystick. Alcune persone dicono che sono senza. Ma come sono senza? Tu e sto film state facendo tutto su bordello. Ma se ne ha saputo tu sotto tieni un ciceraniello. Perché dicono questo? Perché mi conoscono bene. Io ti stavo venendo da 8 euro di cinema, per perché tu a che sa arrabbiavo vicino alla lampadari a spazzare in tuo tetto. Ho avuto un inizio difficile nella vita. Ah, già capiti, eh? Tu secondo me quando sei nato, l'ostetrica aveva essere con 10 cate e praticamente al posto di taglio cordone ombelicale, ti ha tagliato cusariello. Perché ho la sensazione che non sia vero? Perché sei un po' carrota, non è, perciò... Però io tu le pure una mano, ma come faccio? Fammi pensare. Forse un'idea a te, tu come ti chiami? Anastasia Stella. Allora, Anastasia stammi a sentire. Pigli 50 uova fresche, no? E una bella ciotola. Chiavaci la Ind, pigli 2 passicchi di Viagra, uttici la Ind pure e sbatte forte forte. Che cosa mi stai facendo? Cicerania, fu cesso e vive di sta cosa, per piacere. Hai visto come ti hai ripigliato? 50 sfumature di grigio. 50 uova sbattute e 2 passicchi di Viagra, ricordatevi. Da giovedì 12 febbraio al cinema.